La Tolenghe, la Totiere, una documentazione sui pras, sui flums, sui boscs, con la voce de Int per conoscere il rapporto di un popolo con le sotiere. Buondì. C'è molti clamito. Romolo Valoppi, Da Setona Sud. a Gradisci di Sedean. A Sinchi sul Prat, fra il confine fra il comune di Codroip e quel di Sedean. Chi tu, in che zona chima, no proprio in che chima, Tor di Gradisce, di picciul tu ti riguardi da robe ben particolari sui pras. Quale serino? Si prendi tutto, perché si arrivava ad ora anche mo alla giù, c'è rovinà, sempre che il parone non ti avesse dovuto, perché si rovinava comunque anche lo stesso, si faceva che i balloni con i pecciotti, dopo si stringeva con dei astics, no? E venivano a giocare e si divertivano perché non erano gli altri. Allora la domenica, praticamente io che ero uno dei più piccoli, in che volte avevo di stare sempre fuori e la che passò balloni quando calavano lontano Allora, squadre di giovani, di frus, che avevano a giocare di ballone dai pras. Sì, e che si aveva sempre la rivalità tra le frazioni del comune, tipo se si lava da una zona, tu giocavi con Rivis, tu lavavi da un'altra zona, tu giocavi con Sedean oppure con Salurinci. Allora era in tornei di ballone sui pras. Era in torneo di balloni che dopo qualche volta finiva a botte perché erano sempre che rivalità, che campanilismi Sì, di sì, frazioni. Ecco. E a riguardo, oltre al gioco di ballone, come situazioni che tu hai vissuto, se ti ricordi tu? Mi è tornato dal Chiaf quando che dal mio paese, specialmente durante un viaggio che era in disoccupazione totale in che volte, aveva che passare quadri o squadri per sopravvivere, diciamo così, all'unviere, aspettare che venisse la primavera per tornare a lavoro o con le imprese o con i fornaci, insomma, ecco. Che lavoro di che passò a square lì c'è l'aria di preciso? Allora che si muoveva la prima cioppa per ore, veniva mettuta in bande e dopo veniva scavato poi in profondità per llevare la radice da squari, no? Che dopo veniva trasformato in spazio, veniva pazzo, veniva cernito, dopo la cioppa veniva tornata a mettere sul posto che regliavate e veniva pesciata ben coi pesi, in modo che in primavera a tornarsi a germogliare e a preparare il feng un po' per l'estate, perché in che volte il feng era necessario, ecco. Giavate fuori allora chi ste radris, si tornava a mettere la cioppa per ore, perché il prato aveva di tornare a fare. Sì, perché praticamente giavare la radice da squadra, la chiara restava lì, la cioppa veniva tornata a mettere, venivano in chiacchiate con i pesci e tornava tutto come prima. Il squari, il quadri, è chelchino, È ok? Chelchin. Chelchà. Chelchin che è quasi quasi per la insommenze e praticamente al colle e si rigenera, a parte che Chelchin è un prato stabile che varrà, non sai io, 203, anzi di quanto allenato prato stabile e resterà in speri sempre così, perché mi pare che è l'unico tocco dal raggio di 15 km, perché i prossimi, che i puidogni che chi sono i prati di Cozzo del comune di Fleiban. Allora fra Codroip e Fleiban hanno due prati circa, restas, chelchi e quel di Fleiban. E che di Fleiban, non io tatris. Un riguardo che tu hai all'era che da paschette, sai che all'avis no chi ma poi verso il tilimento. I laving a ovest di Gradisce, là che qui è la zona industriale di Panelia, là in duccio pras. E praticamente il paschette era un puesto di ritrovo per duccio nu, ma non come duccio nu dal comune, perché era mia scadroip, che veniva a chiasarsi, era San Vito, che venivano i triestini già Ecco. mattina
Mi ha detto che veniva di lontano, Sì, lontano, sì, lontano. sì, sì. E veniva in Trieste, lo sai per certo, perché i miei cugini la via, e veniva con che OM di una volta di Montaponato con questo telo, e l'altro veniva in 20-30 di loro per ore, loro ci portavano le loro chiadreuti, le loro filsate, e lì di buon'ora finito Mangiare e balavi anche. si ballava perché addirittura dagli ultimi Shines, prima che nascesse la zona industriale, avevano formato una pista in cemento, prima si chiudeva in affitto un breare, si lava. E sai che era un palto al mese, mi ricordo benissimo che l'ultimo anno sono andato anche per un franco e si lava a tirare la guardia per rompere i biglietti. Ogni giro qualche a me saltava perché così faceva un ballo di pui gli lasciavano il biglietto in sacchetta. Venite sul lavoro che dopo sempre sul quadri, sul squari. Tu mi hai detto che era anche un lavoro dopo chiesa, no? Sì, sì, è Guarda, perché che io ho avuto un interessamento a queste robe, perché ho avuto molto di odio a Giavà, perché lo giocavano anche l'Italia Rivis al parco della Iglesia di Gradische e noi eravamo giù anche da questo prato lì, no? E dopo, occasione ha voluto che io lasci come marito la stalla di questo uomo che c'era sul squadro e ho aiutato il procedimento che hanno fatto dopo. allora lì si chiamavi femmine, soms e frus Sì. a lavorare e a stare insieme No, anche. lavoravo in nome loro perché lì era un lavoro particolare che non poteva andare in mano a che altri. E c'è Monleri chi si lavora allora? Allora veniva prima di tutto cernito, no? Un po' che veniva già alla prima mano, diciamo così, chiappato che il pui scarta, e tutto in banda. Che l'altra veniva chiappato a macius e petenato, che era un pietin all'altezza Di bank, di no? banco. Di tavola. Veniva petenato, veniva fatta a macus, che su macus veniva in leas, fa secondo io di un match di sparks come, ecco. Sì. Veniva battuto di modo che sei a livello della banda più grossa, perché che lì era che il tocco che aveva più valore, che veniva fatto spassoli più resistenti. E queste spassole tu te le ricordi? Mi ricordo sì, è perché le lavis che facevano i nostri nonni e i nostri mari, li facevano con quei spassoli lì, fino agli anni 60. Comunque i pras, ripeto, io parlavo con loro non vorrei fare questa strada qui. Però la fase dalla primavera in poi, finché non l'hai tagliato il fine, la fase, perché mi fermi, aiuti la bellezza di qui. Ogni momento dell'anno, ogni momento da primavera ti ha i suoi colori. Sì, come siamo forse un momentino in ritardo, ma un 15-20 fa era una rosa, una rosutta, una piccola margaritute rosse, che è un splendore, aiuti a livello di che altri, con tutti i colori già che si odiano a torchi. Come è la disegna va in panole in squari e a lei disegna l'ultimo periodo dal sì, prato. perché praticamente anche per poter essere mangiabile, perché i squari o quadri, hai una erba che verde non la fronte nessuno. E invece se chiade, dopo che ha fermentato, fate la boe, che sarebbe una specie di fermentazione, ecco, chiappa un profumo, li vacis e i chiavai, perché veniva destinato sempre li vacis e i chiavai, o ai bovs, 5 volte, perché non producendo latte non avevano bisogno di tante vitamine, allora a che vacis che producevano si dava la medica e che altri si dava il fen. Allora io ti ringrazio e ti saluto. Io ti ringrazio te per avermi portato in lavoro al tempo e per aver tornato a ricordare robe che non si faceva più. Mandi. Mandi a te.